mondo si ferma, soprattutto se non c'è acqua per gli usi necessari alla vita, perciò all'attività produttiva, all'agricoltura, all'alimentazione. Pensi che di tutta l'acqua che noi abbiamo nel pianeta, quella che utilizziamo è una parte minima, attorno all'1% neanche, di tutta l'acqua che c'è nel pianeta. Però questo 1% è decisivo per la sopravvivenza della specie umana, non del pianeta. Il pianeta può continuare, ma noi potremmo non avere più questa possibilità se l'acqua non fosse disponibile perché è inquinata, perché il cambiamento climatico provoca una eccessiva evaporazione. Ci sono molti di questi aspetti che oggi diventano cruciali per il futuro, perché quando arriviamo a 9 miliardi di persone nel pianeta, l'acqua si riduce per la possibilità di garantire l'accesso per tutti. Da qui al 2050 si stima che ci sarà un aumento della domanda di circa il 55%, mentre ci sarà una riduzione della disponibilità di circa il 20%. Perciò conservare l'acqua, non sprecarla, mettere a punto tecnologie che consentano l'uso migliore della risorsa idrica è essenziale per il futuro. Drinking Water Directive, Urban Wastewater Treatment Directive, the Bathing Water Directive that are then... Sì, oggi Venezia torna al centro delle dinamiche, delle riflessioni intorno all'acqua. L'acqua nelle sue mille implicazioni, dall'approvvigionamento delle risorse idriche al trattamento delle acque reflue, all'agricoltura sostenibile, alla gestione delle acque con l'innalzamento dei mari. Quindi Venezia, città dell'acqua evidentemente, che per 1000 anni l'ha domesticata e l'ha rispettata, oggi torna a riflettere su una platea internazionale sulle nuove tecnologie dell'acqua e mette in contatto imprese italiane, imprese del nord-est, di cui Venezia è capitale, con le imprese internazionali, in particolare quelle americane e israeliane che sono all'avanguardia in queste materie. Quindi un momento importante in cui il comune, la città e le imprese sono rappresentate all'interno di un panel molto ampio internazionale. L'acqua è un bene prezioso, occorre, come abbiamo anche spiegato stamattina, trovare il giusto prezzo per l'acqua per favorire gli investimenti da un lato, permettere il rinnovo tecnologico e degli impianti, quindi è un equilibrio difficile, è una gestione molto complessa, ma sicuramente fondamentale per il futuro del nostro pianeta. Sì, noi gestiamo le due facce della medaglia dell'acqua. Gestiamo l'irrigazione, che è sicuramente importante in Veneto. Ricordo che l'85% dei prodotti agricoli è irriguo, cioè non viene prodotta se non c'è l'acqua. E poi gestiamo la parte di bonifica, la parte della difesa del suolo, che è altrettanto importante. Quindi questi due versanti messi assieme, queste due opportunità messe assieme, creano poi quello che è il nostro ambiente, il nostro territorio. Ambiente che significa canali, territorio e quindi turismo, che è la prima industria del Veneto. Quindi l'acqua nel Veneto è importantissima, l'acqua in questo territorio è importantissima, la gestione e la mitigazione del rischio in questo territorio è tremendamente importante. E il nostro lavoro è garantire questo, sicurezza idraulica da una parte e irrigazione dall'altra.